Ciao a tutti, siamo Manuele e Francesco, benvenuti a X vs Y, tutto quello che non sapevate di voler sapere sulla La scienza della scienza riproduzione. della riproduzione. Per esempio, sapevate che durante una fase del ciclo la donna è particolarmente attratta dai musicisti virtuosi? Questo è rivelato da alcune ricerche. Lo scopriremo presto nella puntata di oggi. Ciao! È arrivato il momento dell'animale vivo e non sto parlando del nostro cameraman, ma di qualcosa che hai portato per rappresentare una delle tante strategie di corteggiamento. Fino ad adesso abbiamo parlato di estetica, essere belli. Infatti questo è un animale veramente molto Molto bello, esteticamente parlando, proprio. Ma è un ospite della Casa delle Farfalle, da dove stiamo trasmettendo. Sentite, Questa è una blatta fischiante africana. Questa blatta ha la capacità di emettere un suono e questo suono sembra essere molto attraente per le femmine. ecco, allora posso provare? Ecco, sentite. Ecco, non vuole che sia un maschio a manipolarlo perché anche lui è un maschio, ovviamente non è così, non ha alcun senso per un animale così capire, distinguere maschio e femmina in un'altra specie. Certo è che non solo per loro è importante il canto, il suono. Beh, ovviamente parlare degli uccelli è facile in questi termini perché moltissimi uccelli canori seducono le proprie femmine con il canto, ma non solo negli uccelli esiste, perché a quanto pare esiste anche nella specie umana un certo interesse e attrazione nei confronti di chi canta o di chi suona. Certamente, infatti E lo facciamo dire a te che sei un musicista. è vero che negli umani le donne, ma questo me lo dovresti dirlo tu perché sennò sarebbe un po' autoreferenziale. Le donne. Tu dillo, poi vediamo se confermo. Ok. Allora, le donne trovano, specialmente in particolari momenti del ciclo, trovano attraenti i musicisti, specialmente se sono dei virtuosi. Perché questo? No, in effetti, guardando alcuni rocchettari che suonano tutti appiccicosi, con i capelli che sembrano dei mocio per pulire per terra, No, non sembrano vestiti molto carini, eppure, tutte le robe strappate, questo modo di fare che non è certamente elegante e questo modo di urlare che sembra che li stiano scuoiando, eppure questi personaggi sono. hanno successo con le donne, sì, effettivamente è così, non possiamo negarlo. E perché? Spiegacelo. Ma intanto si stanno esibendo, fondamentalmente è un comportamento che hanno molti animali, l'esibizione di fronte agli altri vuol dire che hai comunque magari coraggio, hai capacità che vuoi mostrare agli altri, quindi pensi di avere delle capacità migliori degli altri e quindi questo dà un significato positivo sicuramente, trasmette, no? Ma dai, io avevo un cugino che è stato arrestato per esibizionismo, non credevo che fosse attraente per le donne quel tipo di comportamento. Non era questo di cui stavo parlando. Salutiamo l'amica Blatta, che adesso la mettiamo nella sua scatolina. Noi musicisti quindi siamo più attraenti perché ci stiamo esponendo, esibendo e quindi il messaggio che passa è so mi so beo, so fotomodeo, che traduco dal latino vuol dire io sono bello ma sono anche forte e se mi sposerai i tuoi figli mi assomiglieranno e quindi anche loro a loro volta saranno più attraenti per le donne e quindi a loro volta. Ecco, questa è un po' in sintesi la selezione sessuale. Quando vengono selezionati dei caratteri, non perché siano realmente utili, ma perché rappresentano semplicemente un'esuberanza. Quindi il musicista ha in effetti anche il fascino di uno che può permettersi che invece di andare a lavorare alle 6 di mattina fa le ore piccole e poi. Beh, sì, è vero. Mi viene in mente che nel mondo della natura di specie che hanno dei comportamenti esuberanti ce ne sono parecchie e non so se hai mai visto, ma anzi so che l'hai visto, adesso me lo racconterai tu, le esibizioni in realtà che non sono esibizioni né canore né di altro tipo, ma in realtà delle costruzioni che gli uccelli giardinieri fanno per attrarre le femmine. In questo caso quindi non abbiamo
un maschio che sta costruendo un nido, sta costruendo qualcosa che può servire alla femmina, ma sta costruendo delle alcove, non lo so, delle arene dove lui mostra alla femmina che è abile nel costruirle, che sa raccogliere degli oggetti particolari che possono essere difficili da reperire e lui è in grado di reperirli, e la femmina quando arriva in quel punto guarderà e valuterà e deciderà se quel maschio è un maschio che vale o meno. Questa mattina, leggendo un po' di storie riguardo questo uccello, mi è venuta in mente una cosa che mi è accaduta tanti anni fa, 20-30 anni fa. Ero in Australia orientale, al nord, quindi zona proprio tropicale, e dormivo in una foresta dentro una tenda. La mattina dopo mi sono alzato e sentivo dei rumori strani di fianco. Mi sono alzato e un uccello giardiniere aveva costruito questo giardino con dei frammenti di plastica e di vetro, specialmente blu, perché sono i colori poi prediletti, che sono i più difficili da trovare, quindi ovviamente se un maschio deve mettersi in mostra deve anche far vedere cose che non siano facili da reperire. E io pensai al tempo, ma che fortuna, mi sono accampato qua a caso e mi sono svegliato e di fianco un uccello giardiniere mi ha fatto la sua opera che così io posso ammirare, no? Pensavo di essere stato fortunato, invece stamattina, leggendo proprio che prediligono questi colori, ho pensato una cosa, mi domando perché non l'ho pensata 30 anni fa, ma che avevo la tenda blu. Vuol dire che il giardiniere che ha visto una roba blu bella grande, perché per lui una tenda è molto grande, ha pensato subito, beh, Sì, sarebbe stato difficile spostarla la tenda e quindi si è costruito il nido vicino, come se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Sì, Il io contrario in non, questo non caso me ne direi. intendo di musica classica, ma era per dire che alla fine ha usato la mia tenda come un'insegna pubblicitaria. Mostrarsi vistosi, belli, ha senso proprio per questa selezione sessuale, che come dicevo prima è molto difficile da definire dove inizia la selezione naturale, finisce quella sessuale e viceversa. Questo complica molto la vita per biologi che vogliono Mm. interpretare la realtà. Parlando di suoni, uno di solito li associa a prima di tutto gli uccelli, o anche ai mammiferi. Di certo non pensiamo ad animali come le farfalle. In realtà, tra le farfalle diurne esiste la farfalla cracker. Non ho idea perché gli americani la chiamino così, sono sempre dei nomi che Sì, non... che ha perché senso. fa crack. Sì, No, adesso sentirete anche voi perché vi ha farò senso. sentire una registrazione del suono, del verso che fa questa farfalla, i maschi, quando, per affermare il loro territorio e anche per farsi notare dalle femmine che volano nei paraggi. Ecco, come potete sentire questo suono? La farfalla madres è una farfalla poco appariscente, si mimetizza anche a delle aperte sui licheni, quindi forse anche per questo motivo, non potendo tanto contare sull'aspetto vistoso, ha sviluppato questa particolarità. Infatti penso sia una delle pochissime specie di farfalle diurne che produce un suono e in questo caso anche a fini di corteggiamento. Beh, parlando di corteggiamento, poi non si può non citare il fatto che molto spesso i maschi amano mostrare i muscoli per dimostrarsi più forti. Infatti io ormai La uso solo la maglietta, ah, maglietta. apposta. È Sì. imbarazzante perché Ah, da maschio devo dire che magari non te ne accorgi, però studi rivelano che anche se non ve ne accorgete voi maschi sessualmente maturi, quando siete vicino a una femmina, proprio cambiate postura, allargate le spalle, mettere dentro la pancia, come sto facendo io in questo momento, e tu mi stavi dicendo che quando... sì, infatti volevo chiedere anche alle donne che ci ascoltano se non hanno anche loro notato. Io ho fatto caso che se capita di trovarmi vicino a un ragazzo, un amico e per sbaglio toccargli l'avambraccio, automaticamente questo stringe il muscolo bicipite, probabilmente per far sentire la propria forza. Provateci. È vero, e anche scrivete, se c'è un maschio sessualmente maturo che allo specchio non ha mai fatto il muscolo per vedere come appariva, scriva, scommetto che non scriverà nessuno.
Nelle nostre serre mi è capitato diverse volte di assistere a dei combattimenti in volo di farfalle del genere prepona, che sono quelle che hanno poi le ali più robuste, e sono infatti tra le specie che vola anche più veloce. E proprio vedi che si affrontano, arrivano proprio allo scontro fisico. Ovviamente poi non è che succede niente, non è che qualcuna... Non c'è spargimento di emolinfa. No, assolutamente, è una cosa... però comunque come rituale alla fine c'è un vincitore e un vinto, e il vincitore ha accesso al territorio e quindi alle femmine che poi passeranno per quel territorio. Ci sono alcune specie di canguri australiani che dopo aver combattuto, quindi veramente a pugni, perché loro fanno proprio il gesto di darsi i cazzotti, come si dice. Dopo che hanno combattuto e un maschio insomma, è stato dichiarato vincitore perché insomma, ha sbaragliato l'avversario, succede che fa un gesto un po' inusuale, quasi per esaltare la sua vittoria, cioè prende dell'erba e se la lancia un po' sul petto, no? Quindi come per dire all'avversario sei un perdente, io sono il vincitore. Cioè proprio a spregio. A spregio, esatto. Ecco, avete capito? Quindi fare un gestaccio a quando vinci, no, al tuo avversario è qualcosa che in effetti trova... Riscontro anche in natura, esatto. Quindi non dobbiamo colpevolizzarci troppo se a volte ci viene da fare qualche gestaccio. No, scherzo. Però c'è da dire che invece di alcuni gestacci che magari ci vengono in mente, gestacci umani, il canguro raccoglieva dei fiori. Ah, tu dici? No, no, proprio se li lanciava sul petto così. Sì, però erano Mancava sempre che dei fili facesse d'erba. il segno di loser. Qui abbiamo una ripresa di il nostro camaleonte che sta corteggiando la femmina. Come vedete fa dei movimenti con il capo, ovviamente non è che possiamo sapere che cosa volesse dire con quel movimento, ma certamente è un messaggio per la femmina. E ricordiamo che nei corteggiamenti la femmina riesce anche a capire se il maschio appartiene alla sua specie, perché per evitare magari errori, perché è impossibile per lei riprodursi con un camaleonte di una specie diversa. E oltre a questo poi i camaleonti durante il corteggiamento si appiattiscono, assumono colorazione più brillante e sembrano di fatto più grandi, no? Che è una cosa che accade anche in noi umani. In Centro e Sud America vive un genere di imenotteri, Euglossa, sono delle api, in cui i maschi per conquistare le femmine devono raccogliere un profumo di alcuni fiori. Sono di solito orchidee, ma ci sono anche altri tipi di fiori. Io qua ho ripreso una euglossa in Costa Rica mentre raccoglie il profumo da un fiore di Spatifillum per poi utilizzarlo e conquistare una femmina. Anche in questo caso si parla un po', insomma, di abilità, visto che devi andare a trovare il fiore e riuscire a raccoglierlo e tornare dalle femmine, quindi in effetti avere quel profumo è indice anche, insomma, di una certa abilità. Beh, il parallelismo con la specie umana effettivamente c'è, no? Regalare fiori o regalare profumi effettivamente capita anche da noi come... Vero, o andare dall'amico a prendere il deodorante perché tu l'hai finito, fai un po' come l'Eugloss. No, non volevi dire quello. Ok. No, va bene però, dai. Poi non è vero che i maschi sono sempre in competizione, ci sono alcuni casi, non sono molti a dire il vero, in cui i maschi collaborano. Un esempio particolare è quello dei manacchini, che sono degli uccelli del Sud America, che sono famosi perché fanno delle danze incredibili, stile Michael Jackson. E in queste specie, che sono varie, il modo di danzare è veramente molto particolare, ma in alcune di queste specie si è visto che i maschi creano proprio dei duetti, in cui c'è un maschio più anziano, più maturo, che fa l'étoile di turno, no? Quindi il primo ballerino, un maschio invece più giovane che danza al suo fianco, contribuendo a creare una coreografia molto molto più attraente per la femmina. La femmina poi si accoppierà con il maschio più anziano e il maschio più giovane ha comunque il beneficio di imparare una danza che poi potrà utilizzare quando il maschio più anziano non ci sarà più, e quindi in quel caso avrà accesso lui alla femmina. Quindi è un caso di cooperazione. Cooperazione in questo caso, sì. Che a volte accade anche nella specie umana, no? La famosa spalla. Avere la spalla, sì, nelle uscite? Sì, sì, potrebbe essere. In cui
Sì, io non so, non ho mai utilizzato una spalla, però insomma nei telefilm vedo spesso. C'è spesso. Beh, dimmelo tu se può Io funzionare. non mi ricordo di essere stata corteggiata con un maschio spalla, o forse sì, non lo so. Vabbè, comunque ditecelo voi al limite se è una cosa così diffusa anche negli umani come nei manachini. Grazie per averci seguito, in coda troverete i riferimenti bibliografici nel caso voleste approfondire e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao a tutti, Sì, è vero. ciao a tutti, siamo Manuela e Francesco e benvenuti a X vs Y. Riparti. Ok. Tutto quello che non sapevate di voler sapere. E l'argomento è la scienza della riproduzione. Cosa non sapevamo di voler sapere, Francesco? Per esempio qualcosa sui musicisti? Ah, esattamente. Facciamo. La rifacciamo. Ciao a tutti, siamo Manuela e Francesco, benvenuti a X vs Y. Lo dico io a questo punto, tutto quello che non sapevi di voler sapere sulla scienza della riproduzione. Ok. Grazie per averci seguito, se volete commentare ovviamente lasciate un commento, ovviamente se volete commentare, commentate. Sì, è perfetto così. Hanno capito quantomeno. Commentate.